caldo in arrivo, temperature prossime ai 40 gradi, scatta l'allerta gialla nella nostra regione per ondate di calore in talto, in alcune aree già crisi idrica. Trentenne bengalese muore dopo 4 giorni in ospedale, era stato trovato privo di sensi a Marghera dopo un violento pestaggio mentre tornava dal lavoro. Omicidio di San Stino di Livenza, nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, domani sera una fiaccolata per ricordare l'insegnante. Accusò 2 sacerdoti della diocesi di Treviso di abusi sessuali provocando un terremoto. Il tribunale ha stabilito che quelle accuse erano false. Padovano condannato a risarcire i prelati con 100.000 euro. Contratto con aumenti insufficienti e organici ridotti all'osso. Protesta nazionale del comparto sicurezza in Veneto, il presidio davanti alla prefettura di Padova per polizia, esercito e aeronautica. Dipendente dello SDUE in fase di cambio di genere chiede di poter essere chiamata con il suo nome da donna. L'azienda sanitaria dà il via libera e approva il regolamento per l'identità alias del personale. Da Cesare Pavese a Vitaliano Brancati, ma anche Saragatti, la Costituente, le riflessioni sui concetti di meraviglia e confini. Il tema della maturità sorprende gli studenti, comunque fiduciosi. La Donata Triveneta degli Alpini a Gemona è alle porte, 3 giorni di eventi e festa che Antenna 3 seguirà in diretta fin da domani mattina. Si parte alle 8:15 con i nostri inviati. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie. In apertura il gran caldo che è arrivato già oggi ed è pronto a intensificarsi nelle prossime giornate e nelle prossime ore. Vediamo servizio. Punte di 37-38 gradi con picchi di 39 attesi nel Rodigino, colpa dell'anticiclone nordafricano che garantirà giornate soleggiate ma anche massima al di sopra della media stagionale. Nel fine settimana che segna l'inizio ufficiale dell'estate, in arrivo in Veneto un'ondata di calore che ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile. In queste ore sarà possibile trovare refrigerio su Dolomiti e Prealpi, ma anche qui da domani si soffrirà il caldo con temperature sicuramente più gradevoli ma comunque elevate. Aria che poi calda, che in modo particolare sulla pianura padana si insacca e quindi dà ancora più effetto, perché non avendo un ricambio i sistemi perturbati non passano, quindi aria che staziona e si carica sempre più di umidità e di caldo e quindi di energia. Quindi nelle prossime ore avremo dei valori veramente straordinari, considerando che siamo in giugno, quindi valori massimi intorno a 34, 35, forse 36 gradi all'ombra, perché al sole sono molti, ma molti di più. E soprattutto i valori minimi che si mantengono intorno ai 23, 24, anche 25 gradi, quindi avremo anche la notte del tipo tropicale. Ondata destinata a prolungarsi fino a mercoledì e giovedì, ma temperature sopra i 30 gradi caratterizzeranno tutto il mese di giugno. Energia che si ferma da noi e poi con il passare di giorni aumenta e probabilmente nella prossima settimana poi potremmo avere la possibilità, si creano le condizioni anche di qualche temporale. Intanto da lunedì prossimo sarà attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Caldo che comporta siccità in molte province venete e già crisi idrica. Oggi esiste il problema caldo in agricoltura, cambiamenti climatici sempre sotto attacco per quanto riguarda gli agricoltori. Quando piove tanto i primi a essere tartassati sono gli agricoltori. Nel delta del Po e nel comprensorio del Brenta è già crisi idrica. L'ultimo bollettino spiega che nei prossimi giorni è previsto un aumento della domanda di acqua per irrigare i terreni agricoli a causa delle alte temperature e del momento cruciale per la raccolta. Attualmente la portata del Po è inferiore a 440 metri cubi al secondo, un valore al di sotto della soglia critica. Alcuni consorzi di bonifica hanno inviato comunicazione ai propri consorziati dicendo che ci sarà la possibilità e la necessità di eliminare dei turni di irrigazione. Nel momento in cui non c'è acqua va in difficoltà un intero settore e quindi siamo molto preoccupati su questo. Cosa bisogna fare? Grossi investimenti, grandi invasi e dare la possibilità alle aziende agricole di avere l'acqua montana.
A soffrire di più le coltivazioni che si avvicinano al momento del raccolto. Le colture che oggi sono più colpite sono quelle che vanno oggi in maturazione, quindi il nostro mais soprattutto, ma anche tutte le colture orticole, quindi un settore in difficoltà, oltre all'aspetto anche del benessere degli animali. Sono stati fatti grandi investimenti anche per il benessere degli animali, ma questo non basta per evitare i danni. C'è una riduzione della produzione del latte e anche della carne nel momento in cui c'è molto caldo per lo stress appunto che i bovini subiscono. Insomma, una nuova emergenza ormai dietro l'angolo, guardando anche le previsioni di caldo torrido per i prossimi giorni. Nel 2022 ci fu una situazione simile, superata con 30 milioni di danni. Rakeb Kashem, un lavoratore bengalese di 30 anni residente a Mestre, è morto all'ospedale di Padova dopo essere stato vittima di un'aggressione la notte tra domenica e lunedì mentre tornava da Venezia. Su come sia avvenuta l'aggressione indagano le forze dell'ordine. L'uomo non è riuscito a raccontare nulla, limitandosi a dire alla madre che era stato picchiato. Era ricoverato al reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre dopo che la polizia locale lo aveva trovato privo di coscienza in strada a Marghera. L'aggravarsi delle sue condizioni aveva portato a un trasferimento a Padova, dove è spirato. Delitto di San Stino, adesso si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, insegnante 53enne massacrata dal nipote 17enne reo confesso. La donna, gettata nel fiume dal giovane da una prima ispezione dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, presentava almeno una trentina di coltellate in tutto il corpo. Non solo, aveva anche segni di bruciature, questo perché il 17enne aveva tentato di darle fuoco. Arresto per omicidio volontario e occultamento di cadavere è stato convalidato. Il ragazzo è stato portato nel carcere minorile di Rovigo. Intanto domani è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Chiara Guerra alle 20:30 a San Stino, lo ha annunciato l'amministrazione del comune del Veneto orientale. Dramma invece questa mattina in una piscina termale di Montegrotto, una turista è morta dopo aver accusato un malore in acqua. Quando il bagnino ha visto il corpo galleggiare si è subito gettato in acqua, ma per la 75enne non c'era già più nulla da fare. Il dramma alle piscine termali preistoriche di Montegrotto Terme, un'anziana è deceduta in seguito ad un malore. La vittima, Erenza Campaci di Cavarzere, si trovava alle terme in gita con il gruppo della Proloco del suo comune. La donna era da poco entrata in piscina quando ha accusato il malore fatale. Il bagnino ha visto il corpo in acqua ed ha tentato tutte le misure di rianimazione. Immediati anche i soccorsi arrivati dal vicino ospedale di Abano, ma la 75enne era già morta. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, anche se si tratta di una morte naturale. Si attende in queste ore il nulla osta della procura, la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. Duomo gremito invece a Schio per l'ultimo saluto a Sofia delle Nogare, giovane 24enne che ha perso domenica la vita sul Pasubio. Nel Duomo gremito una comunità che si stringe alla famiglia di Sofia dalle Nogare, la 24enne, tragicamente scomparsa domenica sul Soio d'Uderle nel gruppo del Pasubio. Il ricordo commosso nelle parole di Don Luigi Fontana, conosciuta anche per il suo legame con il mondo sportivo cittadino, il nuoto, la montagna, descritta da chi la conosceva come brillante, instancabile, vivace come un ruscello. Lascia a tutti un insegnamento e un monito legati al suo stile di vita. C'è un monte i cui sentieri possono essere percorsi da ogni uomo. Sono i sentieri che portano alla vita vera. Sofia ha scelto il cammino come cifra della sua vita, il salire come dimensione esistenziale. Siamo uomini e donne chiamati a non adagiarci, a non sederci appagati di ciò che siamo. Siamo esseri in cammino. Grazie Sofia per ricordarcelo con la tua vita. Siamo nati per essere creature in cammino. E da Schio un pensiero collettivo si è elevato anche nel ricordare il compagno di arrampicata, il 25enne Giosuè Baldissera, che assieme a lei è rimasto vittima del tragico incidente in cui per causa del vaglio degli inquirenti sono precipitati per un centinaio di metri. Giovani vite spezzate che la comunità piange. Anche per il giovane vigile del fuoco che lavorava al distaccamento di Asiago è il giorno del ricordo attraverso un'ultima festa in cui i genitori accoglieranno parenti, colleghi e amici per l'ultimo saluto a casa. Accusò 2 sacerdoti della diocesi di Treviso di abusi sessuali, ma il tribunale ha stabilito che quelle accuse erano false.
Per loro è proprio finito un incubo, mi hanno detto siamo veramente contenti perché per noi è finito un incubo, possiamo finalmente ricostruire la nostra dignità di fronte alle nostre comunità. 6 anni di calvario con addosso la pesante e terribile ombra di abusi sessuali, 6 anni durissimi nonostante la solidarietà dei fedeli e della diocesi di Treviso. Ora il capitolo che chiude la vicenda restituendo dignità e onorabilità a 2 sacerdoti. Perché il Tribunale di Padova ha accertato l'infondatezza delle accuse che colpirono Don Livio Buso e Don Paolo Carnio. A lanciarle, provocando un terremoto nel febbraio 2020, era stato Gianbruno Cecchin di Galliera Veneta, all'epoca 49enne, che denunciava di aver subito gli abusi dai 2 prelati 30 anni prima, quando, poco meno che 20enne, aveva frequentato il seminario vescovile di Treviso nel 1990. Una vicenda che deflagrò in tutto il Veneto, visto che Don Livio e Don Paolo erano volti molto noti. All'epoca l'uno parroco a San Martino di Lupari, dove si trova tuttora, l'altro monsignore al Duomo di San Donà, ora tornato a Treviso. I fedeli sotto shock, ma dalla loro parte, la diocesi compatta nel rigettare le accuse. In pochi giorni decine e decine di sacerdoti e laici sottoscrissero una lettera che ricordava la loro vita in seminario, ribaltando la versione dell'accusatore, che però continuava a ribadire la terribile storia, ma senza arrivare a nulla di concreto. Il signor Cecchin non ha portato una sola prova del fatto che i 2 sacerdoti lo avrebbero abusato mentre era in seminario. Non c'è una sola prova, quindi solo accuse, calunnie e diffamazioni. Però il danno all'immagine è stato enorme per i 2 sacerdoti e per questo noi abbiamo deciso di avviare avanti al Tribunale di Padova una causa risarcitoria per diffamazione, perché queste cose che sono state denunciate non erano mai accadute e il Tribunale di Padova, con una sentenza di qualche settimana fa, ha riconosciuto la diffamazione e ha condannato il signor Cecchin a risarcire 50.000 euro per ciascuno i 2 sacerdoti. Insieme al riconoscimento della diffamazione, il Tribunale ha accertato anche la non attendibilità dell'accusatore, ricordando alcune qualifiche accademiche e attività di insegnamento che si era attribuito ma che l'università chiamata in causa ha smentito. È arrivata una parola di verità e giustizia, commenta in queste ore il vicario generale della diocesi, Monsignor Mauro Motterlini. Da parte nostra c'è stato fin da subito il respingimento di ogni accusa nei confronti dei 2 confratelli, 2 sacerdoti preparati e stimati. E ricorda come la diocesi ha preso seriamente a cuore la questione degli abusi, anche sulla spinta dell'impegno dei pontefici, da Benedetto XVI a Francesco fino a Leone XIV. Su indicazione del vescovo, Monsignor Michele Tomasi, infatti, ha istituito nel 2021 il Servizio Tutela Minori e Adulti Vulnerabili, che è costituito da un centro di ascolto e da un'attività di sensibilizzazione e formazione diffusa sul territorio. L'accusa, se ci pensate, è andata al cuore della vita personale di questi sacerdoti, perché accusare degli educatori di abusare sessualmente di una persona che era affidata alla loro cura, alla loro educazione, è la cosa più grave che si possa fare per un sacerdote. Questi 2 sacerdoti hanno vissuto anni veramente difficili, sono stati sostenuti dalle loro comunità, dalla diocesi, dal seminario, e questa sentenza ristabilisce la verità del loro onore. Protesta nazionale del comparto sicurezza, Presidio Veneto davanti alla prefettura di Padova. Mobilitazione nazionale di uomini e donne in divisa che incrociano virtualmente le braccia. Nel mirino della protesta di Polizia di Stato, Aeronautica Militare ed Esercito, il contratto e la carenza di personale che colpisce di conseguenza anche i cittadini, visto che parliamo di sicurezza e di garantire la serenità della vita comune. L'aumento del contratto è ben lontano dall'inflazione reale. I sindacati hanno calcolato per ogni lavoratore una perdita media di circa 300 euro al mese. Difficile persino coprire gli affitti. I soldi stanziati non vanno a coprire quello che è l'inflazione. Praticamente i soldi stanziati in questa contrattazione lasciano l'amaro in bocca, anche perché noi avevamo già chiuso un contratto 22-24 in cui erano stati presi degli accordi, erano stati presi degli impegni che non sono stati rispettati. Inoltre i sindacati di polizia, esercito e aeronautica denunciano la gravissima carenza di organici che mette a rischio i servizi operativi in tutte le 7 province del Veneto, fanalino di coda in Italia davanti alla sola Lombardia per numero di agenti ogni 100.000 abitanti. Le criticità maggiori a Belluno ma anche a Padova.
Padova abbiamo una questura che alcuni anni fa è stata elevata alla fascia A, quindi le questure più importanti a livello nazionale, comportava un aumento significativo di personale che non è mai arrivato. La provincia di Belluno, dove insomma la situazione stradale è particolare, siamo in piena montagna, abbiamo un 20% in meno, mi pare di ricordare, alla sezione di Belluno, ma un 45% a Feltre e a Valli di Cadore. Nuovo regolamento europeo su immigrazione e rimpatri, gli accordi siglati da Meloni, modello per tutta Europa, dice il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Loperfido, che manda anche un messaggio al generale Vannacci. Quando hanno fatto gli accordi con l'Albania, la sinistra italiana ci derideva, anzi hanno quasi denunciato gli accordi Italia-Albania in Europa. Ebbene, non soltanto Giorgia Meloni aveva ragione in quegli accordi con l'Albania, ma addirittura è diventato un modello per l'Europa. All'interno di questo provvedimento sui rimpatri, l'accordo Italia-Albania, ovvero gli hub nei paesi terzi, è diventato un modello che tutti i paesi possono seguire. Un risultato del lavoro della Premier Meloni e degli europarlamentari di Fratelli d'Italia, che hanno portato avanti il programma della Presidente del Consiglio in materia di immigrazione. Così l'onorevole Loperfido legge il nuovo regolamento europeo sui rimpatri degli stranieri irregolari nell'Unione, partendo proprio da quanto fatto dal governo italiano. E viene incontro a quelle esigenze dei cittadini e dei sindaci che non ne potevano più di vedere bighellonare richiedenti asilo per le strade. Perché? Perché d'ora in poi, quando ci sarà un provvedimento di rimpatrio, sia esso in Italia o in Olanda o in Germania, è un provvedimento di rimpatrio europeo, quindi vale per tutti e gli stati possono rimpatriarli anche negli hub terzi, come nel caso di Italia-Albania. Un messaggio alla sinistra, un messaggio al generale Vannacci, che aveva criticato l'operato di Giorgia Meloni proprio sul fronte della cosiddetta remigrazione. Stiamo dimostrando che ben governando siamo in grado di cambiare le cose. L'abbiamo dimostrato in materia migratoria, continueremo a farlo, lavoreremo ancora di più in materia di sicurezza, dopodiché queste sono le teorie applicate alla politica del centrodestra. Governare non è mai facile, non è semplice risolvere in pochi giorni questioni ataviche e storiche, ma queste sono le dimostrazioni di chi sa governare, sa risolvere i problemi del paese. Non è con il populismo, lo lasciamo ad altri, noi continuiamo a governare nel segno di Giorgia Meloni. Plus 2 dà il via libera per l'identità alias del personale nel percorso di transizione di genere. Ha chiesto di poter essere chiamata con il nome che la rappresenta ora che ha iniziato il percorso per cambiare sesso. Si tratta di una dipendente dell'ULSS 2 che fin dall'età di 5 anni si era resa conto di essere in un corpo che non era il suo. Così ha deciso di iniziare questo percorso, ma ha chiesto all'azienda di poter utilizzare il nome che aveva scelto. L'ULSS non si è fatta attendere ed ha approvato il nuovo regolamento per la tutela dell'identità alias del personale che abbia intrapreso un percorso di affermazione di genere, dando concreta attuazione a quanto previsto dai più recenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità e della dirigenza. Insomma, la dipendente potrà, in attesa della conclusione dell'iter giudiziario di rettificazione anagrafica, avere il nome che ha scelto. Ringrazio l'azienda per aver recepito la mia richiesta di essere identificata con il nome nel quale mi riconosco, che sancisce il percorso di cambio di genere che ho avviato. All'inizio ho pensato che probabilmente avrei dovuto cambiare azienda una volta conclusa la transizione, ha spiegato la dipendente, perché non ero sicura di poter essere accettata come donna da chi mi aveva conosciuto come uomo. Così non è stato e di questo non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata e mi stanno aiutando. Il nuovo regolamento disciplina in pratica le procedure di richiesta, le garanzie di riservatezza e le modalità di utilizzo dell'identità alias negli strumenti aziendali, quali badge identificativi, indirizzi di posta elettronica, targhette, turnazioni ed altri contesti organizzativi interni. L'approvazione del regolamento si inserisce nel percorso che l'ULSS 2 sta portando avanti per promuovere il benessere lavorativo, la valorizzazione delle persone e la qualità dell'ambiente professionale. Maturità al via oggi con la prima prova. Andiamo a Padova per vedere com'è andata.
Io ho fatto la C1, che era un tema che parlava sulla meraviglia. E io invece ho fatto la traccia B3 di Frank Furendi, se non sbaglio, che parlava del confine tra le generazioni, in particolare tra l'adolescenza e l'età adulta, e c'entrava molto la maturità. È il tema dedicato alla meraviglia, partendo dall'articolo della giornalista tedesca Wenke Usman, la traccia che sembra aver più appassionato i maturandi alle prese con la prima prova dell'esame di maturità. Ho scelto quella perché il tema mi piaceva molto e mi sono venuti in mente dei bei collegamenti. Ad esempio? E ad esempio ci ho messo dentro Platone, ci ho messo dentro anche Leopardi e chi altro? Pascoli anche. Com'è andata? Allora, diciamo che è andata abbastanza bene. Io ho fatto la traccia C1, che riguardava la perdita della meraviglia e dello stupore da parte degli adulti. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, per l'analisi del testo, autori che spesso non si affrontano nel programma scolastico, hanno rappresentato un'incognita per molti. Di solito Cesare Pavese ce l'aspettavamo in prosa, e invece è uscito poesia, e mentre come prosa è uscito Brancati, mi pare, sì, che comunque ovviamente mai trattato, ma... Tracce... Allora? Particolari, io non mi aspettavo, è uscito Pavese per la A e un altro autore che non mi ricordo perché non abbiamo minimamente fatto. Ecco, Brancati. Ho fatto C2 che sarebbe sulla fatica e quindi quanto è importante la fatica nella società, cos'è la fatica adesso. Per l'attualità anche un pezzo tratto da Svegliarsi all'alba di Mario Calabresi, per il testo argomentativo una traccia del giornalista scientifico Piero Bianucci e del sociologo Frank Furedi sui confini. Non facili, ma neanche impossibili. Cioè, erano fattibili. Poi speriamo bene, onestamente. Secondo me, però questi sono più difficili da sviluppare. Esatto. Nel senso che il materiale è relativamente poco, perché si può scadere facilmente nel banale. 7.438 gli studenti padovani che hanno affrontato la prima prova al liceo classico Tito Livio, e molti ieri sera si sono ritrovati a cantare con la chitarra la canzone di Venditti per celebrare la notte prima degli esami. Gli esami di maturità nella forma rinnovata dalla riforma voluta dal ministro Valditara prevedono ora la seconda prova di indirizzo, poi la prova orale. Per gli studenti l'ostacolo maggiore per ora è il caldo. Avevo almeno la fortuna di essere di fianco a una finestra, quindi... Ventilatore, poi ognuno aveva il ventaglio, poi c'era chi aveva anche il ventaglietto, quello che andava così, ero così e poi ero in secondo banco, quindi girava un po' il ventilatore. Io ero vicina all'unico ventilatore, quindi ho respirato un minimo, per fortuna. Faceva tanto caldo. E ora andiamo invece a Pinzano al Tagliamento, dove per noi c'è il nostro Lucio Zarato in addirittura d'arrivo verso Gemona, ed ecco che lo vediamo il tagliamento perché domani inizia la Triveneta Alpina. Lucio, a te, buonasera. Buonasera ai telespettatori di Antena 3. Sì, questo è il tagliamento e siamo a Pinzano. Pinzano è una delle 11 località importanti e da cui parte sostanzialmente l'adunata, anzi il raduno per Gemona. Perché sono 11 località? Perché sono gli 11 cantieri che gli alpini 50 anni fa hanno allestito per dare una mano qui nel corso del terremoto. Una storia che lega indissolubilmente le Penne Nere a questo territorio, non solo le Penne Nere che hanno compiuto il loro servizio militare, ma le Penne Nere che poi sono tornate qui proprio per dare una mano ai fratelli, ai Fradis friulani. E vi faccio vedere con il nostro Alberto Pivetta un documento eccezionale. Questo è, diciamo così, il giornale degli alpini in lavoro in quel tempo, Alpi Marittime, vedete, Friuli anno zero, ed è dell'agosto 1976 e racconta esattamente il cantiere numero 10, cioè il cantiere che era soprattutto gestito dagli alpini dell'Ana, di Pordenone, di Conegliano, di Treviso, Vittorio Veneto, Valdagno, Savona e Imperia. E noi proprio partiremo da qua, la nostra lunga marcia verso Gemona, una marcia che ci porterà domani mattina dalle 8:15 a ricordare invece gli alpini in armi che sono rimasti sotto la caserma Goi Pantanali, e poi a Venzone con il collega Omar Costantini, e poi seguiremo la sera con un concerto e poi dei cori, e ancora sabato sin dalle 8:15 perché ci sono tutta una serie di manifestazioni proprio per
festeggiare ancora una volta il raduno del terzo raggruppamento, quindi delle Penne Nere del Nord-Est, ma soprattutto per ricordare quel lavoro enorme fatto proprio dagli alpini verso il Friuli. Prima sentivo il servizio, una delle tracce era la fatica. La fatica che hanno fatto gli alpini qui è stata tanta, ma anche è stata tanta la soddisfazione, ed è quello che vi racconteremo nei prossimi giorni. A te la linea. Grazie Lucio, grazie Alberto che hanno curato questo collegamento con noi. L'ha ricordato Lucio, ve lo ricordo anche io, da domani mattina alle 8:15 collegamenti da Gemona e Benzone per la commemorazione dei caduti della guerra e del terremoto del 76, alle 21 al Duomo di Gemona in diretta la serata con i cori alpini. Invece sabato dalle 8:15 tutto il giorno collegamenti da Gemona, dal Tarvisio e da alcuni dei cantieri che videro protagonisti gli alpini nella ricostruzione dopo il terremoto. E ancora domenica dalle 7:15 del mattino racconteremo lo sfilamento per le vie di Gemona fino al passaggio della stecca con gli alpini di Treviso, tutto il raduno del terzo raggruppamento alpini in diretta dunque su Antena 3. Ed era anche l'ultima notizia per questa edizione, grazie per averci seguito. Le previsioni del tempo subito dopo la sigla, arrivederci.